Dopo una notte di scontri e polemiche per la scelta dei candidati a Camera e Senato, anche nel Trevigiano gli iscritti del PD contestano i nomi calati dall'alto. Il direttivo regionale è convocato d'urgenza per domani. Tra i nomi noti fuori dai giochi la deputata Simonetta Rubinato, che a tarda ora ha rifiutato di correre in un seggio uninominale del tutto ininfluente. Non vado a Roma, dice, a scaldare la poltrona. Angoscia per la sorte di Fabrizio Pozzobon, imprenditore castellano, ex militante leghista che sarebbe stato rapito dai miliziani in Siria perché ritenuto una spia. Tragedia della strada ieri sera a Vittorio Veneto, a perdere la vita un 68enne di Longhere, travolto da un'auto a 2 passi da casa. Fermati dai carabinieri, poi un controllo, mostrano documenti che li certificano come funzionari del Vaticano, arrestati 2 truffatori seriali pugliesi. Dopo 17 anni di battaglia legale, la discarica di Lughignano non si farà più. Oggi un presidio di festa per amministratori e comitati. Ha lasciato 18 regali alla sua bimba prima di morire di tumore. La storia della trevigiana Elisa Girotto diventerà ora un film. Il nostro viaggio tra i luoghi e gli oggetti della Grande Guerra. Stasera vi raccontiamo come i bossoli dei cannoni alla fine del conflitto furono usati anche come portafiori per gli altari e i capitelli votivi. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre parlando di politica e nello specifico dello scontro nel Partito Democratico per la scelta dei candidati alle politiche del 4 marzo. Dopo la lunga notte definita dei coltelli, quella della direzione nazionale, i nomi in lizza per Camera e Senato scontentano la gran parte degli iscritti. A Treviso, tra gli esclusi, Simonetta Rubinato. Nottata interminabile, esperienza devastante come l'ha definita Matteo Renzi. Non ha dato un bello spettacolo di sé nella notte il Partito Democratico e i primi ad ammetterlo oggi sono, a denti neppure troppo stretti, proprio gli iscritti. Minoranze snobbate, territorialità pure. Il post su Facebook del segretario PD di Treviso Giovanni Tonella sintetizza lo scontento. Esprimo sconcerto e delusione, scrive Tonella, orlandiano. Ho un giudizio molto negativo sul metodo e sulla filosofia di fondo che esso esprime. Nomi calati dall'alto, vittime illustri, la deputata uscente Simonetta Rubinato innanzitutto, che a tarda ora ha rifiutato di correre in un seggio uninominale del tutto ininfluente. Stessa proposta a Floriana Casellato. Big nazionale, piazzato invece nel collegio di Castelfranco il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Regge un'altra uscente, la montebellunese Laura Puppato, che ha guadagnato il secondo posto nel proporzionale al Senato e che in virtù di questa collocazione dovrebbe farcela tornare in Parlamento. Fa storcere il naso agli iscritti e non poco il nome di chi la precede, non l'ex premier Renzi come sembrava inizialmente, ma il veneziano Andrea Ferrazzi, capogruppo a Cafarsetti, vicino a Maria Elena Boschi, calato nella Marca per un posto blindato. Come blindata dovrebbe essere la vittoria di un altro fedelissimo, il bellunese Roger De Menec, candidato per la Camera nel collegio Treviso e Belluno. Al secondo posto Maria Rosa Barazza, ex sindaco di Cappella Maggiore e presidente dell'Anci Trevigiana. Al terzo Silvano Piazza, ex sindaco di Silea, anche lui critico, ma tant'è. Uno spettacolo poco edificante per tutti. La legge elettorale era nota qualche mese fa, si doveva scegliere prima da parte di tutti. Speriamo di riuscire a motivare la gente con la convinzione che faremo del nostro meglio. Ha rinunciato a una candidatura ormai sicura il vice sindaco di Treviso Roberto Grigoletto. Ritengo serio continuare a lavorare al fianco del sindaco Manildo anche nel secondo tempo del suo mandato, dice. Ovviamente prima dovremo vincere le amministrative di maggio, ma è proprio per questa sfida importante che ci attende che è necessario e doveroso l'impegno e la presenza di tutti. Infine i 4 collegi uninominali per la Camera. Piazza a Treviso, Barazza a Conegliano, Anna Spinnato, ex sindaco di Valdobbiadene a Montebelluna, Sebastiano Sartoretto a Castelfranco. E solo nel tardo pomeriggio di oggi il segretario veneto del Partito Democratico Alessandro Bisatto ha convocato d'urgenza per domani mattina la segreteria regionale a Padova. Il gruppo dirigente, spiega una nota dei Dem, ascolterà il resoconto delle concitate, travagliate e controverse trattative avvenute negli ultimi giorni a Roma per la definizione delle liste e deciderà le linee su cui impostare la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo. Ma allora sentiamo le dichiarazioni della grande esclusa nel Trevigiano e non solo, Simonetta Rubinato. Le ha raccolte per noi Lucio Zanato. Onorevole Rubinato, intanto cosa è successo ieri sera?
È successo che alle 21 mi ha telefonato il segretario regionale Alessandro Bisato, che non sentivo da ottobre scorso, per chiedermi se ero disponibile a candidarmi sul collegio uninominale Treviso-Conegliano. E lei cosa ha risposto? Ho risposto che per spirito di servizio avrei anche potuto rifletterci, ma che mi fosse, come dire, detto il contesto in cui questa candidatura all'ultimo minuto mi veniva richiesta, e quindi chi erano i candidati della squadra del Veneto e anche qual è il progetto per cui candidarsi. Ma non ho avuto risposte e quindi ho deciso che non c'erano le condizioni per candidarmi e che la proposta che mi era stata fatta, in effetti all'ultimo minuto, era più dovuta alla necessità di coprire una casella che era ancora vuota. Che somme possiamo tirare da questa avventura, da quello che è successo? Che è molto meglio, credo, e più utile che io rimanga qui a lavorare a favore del mio territorio che non scendere magari a Roma per scaldare una poltrona. Intanto anche per la Lega e per Forza Italia, per la Lega determinante le prossime ore, per Forza Italia giochi praticamente fatti. Vediamo. Il segretario provinciale Dimitri Coin, l'ex deputato Giampaolo Dozzo, l'ex vicepresidente della regione Franco Manzato e una schiera di sindaci. Sono 27 i nomi che il Carroccio Trevigiano ha inviato al direttivo nazionale come papabili candidati alle politiche del 4 marzo. Puntando su nomi e volti noti del territorio, amministratori giovani ma di lunga esperienza. In corsa a Conegliano, nell'uninominale, il sindaco di Meduna Marica Fantuz, o in alternativa quello di Codognè Roberto Bett. A Montebelluna si giocano la candidatura il sindaco di Sernaglia Sonia Fregolent e quello di Miane Angela Colmellere. Per Castelfranco probabile la candidatura del segretario provinciale Coin, o in alternativa l'ex primo cittadino Luciano Dussin. Il collegio uninominale del capoluogo è invece stato ceduto a Forza Italia. Nel collegio proporzionale per il Senato sempre più probabile la candidatura di Dozzo, mentre per la Camera dovrebbe correre il segretario cittadino Massimo Candura. Sempre nel proporzionale ci sarebbe infine un posto per Manzato. Anche per il Carroccio però vale la scadenza di lunedì e tutto è ancora possibile. Molta meno suspense in Forza Italia, dove i giochi sono chiusi da tempo. 2 trevigiani candidati, l'ex sindaco di Pederobba Raffaele Baratto, in corsa all'uninominale alla Camera, e il vice sindaco di Conegliano Gaia Maschio, quarta nella lista per il proporzionale. Apriamo adesso la pagina della cronaca per tornare a parlare di Fabrizio Pozzobon, imprenditore di Castelfranco, ex militante leghista scomparso ormai nel nulla dal dicembre del 2016 e che, secondo le ultime indiscrezioni di un'inchiesta di Milano, sarebbe stato rapito in Siria. Adesso dico per fortuna che ormai lo si davano per disperso e si prospettava anche la situazione peggiore. Adesso io dico meno male che sembra sia in vita, e sono davvero preoccupato anche per quali condizioni di vita possa avere in questo momento trattenuto in quei territori da quelle frange estremiste. Nessuna notizia ufficiale sulla sorte di Fabrizio Pozzobon, militante nelle file della Lega Nord ed imprenditore di Castelfranco scomparso nel nulla nel dicembre del 2016. Ma dopo quasi un anno e mezzo di silenzio si riaccende, seppur flebile, la speranza che possa essere ancora in vita. La svolta su questo giallo arriva dall'inchiesta di Milano su una famiglia egiziana residente a Como accusata di terrorismo internazionale. Il padre arrestato mentre il figlio, ricercato con un mandato di cattura, si troverebbe in Medio Oriente per combattere. Ed è proprio durante una conversazione che sarebbe emersa questa verità. Il giovane avrebbe fatto da interprete negli interrogatori dei miliziani a Fabrizio Pozzobon. Si parla di qualche tempo fa, poi dell'imprenditore trevigiano non si sarebbe più saputo nulla. Ma facciamo un passo indietro. Un anno e mezzo fa Pozzobon lascia il trevigiano per un lavoro in Turchia, così almeno dice anche alla famiglia. Poi una foto che lui stesso invia ad un amico lo ritrae con alle spalle un palazzo bombardato. Qualcosa non torna. Alcuni mesi dopo la DDA di Venezia e i ROS di Padova accertano un suo tentativo di arruolamento nell'ISIS per combattere in Siria. Poi il silenzio, una notizia che sconvolse quanti lo conoscevano. Per la verità io ho manifestato un certo stupore quando mi hanno prospettato l'ipotesi che avesse potuto aderire alle frange estremiste dell'Islam. Io l'ho sempre considerato una persona tranquilla, pacifica. Pozzobon sarebbe tenuto prigioniero in un covo di terroristi sulle montagne, ma sul suo stato di salute e sulla sua sorte non si sa nulla.
E ora l'ennesima tragedia sulla strada nella Marca, a perdere la vita a Vittorio Veneto un 68enne. Centrato in pieno dall'auto mentre tornava a casa a piedi. Era appena stato dal medico Livio Tonò, un 68enne originario di San Pietro di Feletto ma residente a Longhere di Vittorio Veneto. E ha trovato la morte a poca distanza da casa, travolto da un'auto guidata da una studentessa ventenne di Tarso. Non l'ho visto, ha detto la ragazza sotto shock ai primi soccorritori, che non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso dell'anziano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi dell'incidente e l'ambulanza del SUEM. Nel pomeriggio Tonon era stato accompagnato a una visita medica, poi aveva voluto tornare con l'autobus, percorrendo a piedi l'ultimo tratto verso casa. Il tragico impatto si è verificato quando ormai era a poco più di 100 metri dalla sua abitazione. Una tragedia che scuote ancora una volta la piccola frazione vittoriese, dove negli ultimi 15 anni ci sono stati 10 incidenti mortali. Sotto accusa, anche dopo le parole della ventenne, la scarsa illuminazione della strada. I funerali del 68enne operaio in pensione saranno fissati nei prossimi giorni. Il pensionato lascia una moglie, da cui era divorziato, e un figlio. Fermati per un controllo dai carabinieri, esibiscono documenti che li certificano come funzionari dello Stato Vaticano, ma erano documenti falsi. Funzionari dello Stato Vaticano, con tanto di documenti. L'ultima trasformazione era questa per due truffatori seriali dalle 1000 identità. Quelle vere, ovvero Stefano Ramunni, 55enne barese, e Giovanni Chiaromonte, 26 anni di Taranto, sono ben note alle forze dell'ordine che li cercavano da tempo per una sfilza di raggiri in tutto il nord Italia. Soprattutto per la lunga carriera di Ramunni, che in passato era arrivato ad accaparrarsi l'identità di un morto pur di far perdere le sue tracce. Ma i carabinieri che hanno intercettato l'auto con la coppia all'interno nei pressi di Vedelago non si sono fatti ingannare. Quella monovolume Peugeot presentava sul tetto un lampeggiante in funzione, comunemente usato dalle forze dell'ordine. Alla richiesta dei documenti, i due uomini, dopo aver dichiarato di essere spagnoli, hanno mostrato 2 carte d'identità dello Stato Vaticano riportanti la dicitura di qualità giuridica in quanto funzionario e medico. Inutile dire che fossero falsi. Così i carabinieri, dopo aver perquisito l'auto, hanno trovato un mare di carte di credito e documenti falsi legati all'apertura di conti correnti, mutui e prestiti. I due pugliesi avevano trascorso la notte a Cittadella nel Padovano prima di venire fermati. Dentro l'auto sono stati trovati anche documenti intestati al Ministero dell'Economia, oltre a tablet e scanner per la falsificazione. Immediato è scattato l'arresto. E che si trovassero in Veneto ha fatto drizzare le antenne ai carabinieri, che ora chiedono l'aiuto ai cittadini. Chi li ha incontrati avverta le forze dell'ordine. Potrebbero essere finiti nella loro rete. Ruba un portafoglio a un cliente in una sala slot a Treviso, ma la vittima lo insegue e ne nasce una colluttazione. Un 25enne senegalese arrestato per rapina. Con lui c'era una minorenne. In 2, lui 25enne senegalese, lei minorenne, sono entrati in una sala slot e si sono avvicinati ad un cliente. Tutto è accaduto in un attimo. Il giovane residente a Treviso è riuscito a sfilare il portafoglio ad un uomo di 53 anni di Conegliano, poi è fuggito assieme alla ragazzina, ma la vittima si è accorta subito di quanto stava accadendo e si è messa all'inseguimento dei due. È riuscito in poco tempo a raggiungerli e ad avvertire i carabinieri, ma ne è nata una colluttazione. Il senegalese ha iniziato a prendere a spintoni il 53enne fino a quando sono arrivati i militari dell'arma. Per il ragazzo sono scattate le manette. La minore, che si trovava con lui, è stata riportata invece in un centro di accoglienza a Padova, da dove era scappata il pomeriggio precedente. La rapina è avvenuta a Treviso in una sala slot questa notte intorno alle 3. Il 25enne dovrà rispondere di rapina in concorso con una minore. Lasciamo la cronaca adesso e andiamo a Casale sul Sile, dove dopo 17 anni di battaglia legare la discarica di Lughignano non si farà più. Allora oggi sono scesi in strada i comitati non per un presidio di protesta, ma per un presidio di festa. Un paese pulito è più bello, aria, acqua e natura, noi vogliamo averne cura. Cartelli e striscioni questa volta non servono per un corteo o una protesta, ma per festeggiare una battaglia legale durata 17 anni. A Casale sul Sile la discarica per rifiuti speciali e di derivazione industriale nell'area agricola in Via delle Grazie a Lughignano non si farà più. Una lotta che ha coinvolto molti residenti preoccupati per l'inquinamento che la discarica poteva causare. Tutti insieme, cittadini e membri dell'Associazione Civiltà Sostenibile, hanno deciso di trovarsi per festeggiare a 2 passi dal comune l'agognato esito. Fra loro il sindaco Stefano Giuliato con la felpa no discarica. È stata veramente dura, però devo dire che siamo riusciti, grazie ai cittadini, grazie anche all'Associazione Civiltà Sostenibile e all'amministrazione,
ed anche a un apporto di altri enti quali il Parco del Sile a combattere questa annosa battaglia, quindi ce l'abbiamo fatto tutti assieme, quindi è stata una vittoria di partecipazione. L'amministrazione di Casale ha vinto contro la ditta Coveri, una vittoria fatta di ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato, una battaglia che si è conclusa con la recente rinuncia prima della Coveri e poi dell'associazione davanti al TAR di presentare ulteriori ricorsi, rendendo di fatto operativa la delibera della Giunta regionale del 2014 con la quale veniva negata la possibilità di realizzare l'impianto di smaltimento. E ora a Spresiano per ritornare a parlare di Elisa Girotto. La ricorderete, la storia che aveva commosso tutti, la mamma che aveva donato 18 doni alla figlia prima di morire, alla figlia piccola, prima di morire di tumore. Bene, una storia che ha commosso tutti e che ora diventerà un film. La sua storia ha commosso tutto il mondo. Elisa Girotto, la giovane mamma di Spresiano venuta a mancare il 22 settembre scorso, dopo una lunga battaglia contro un cancro al seno che non gli ha lasciato scampo, decise di lasciare prima di morire 18 regali alla sua piccola di 1 anno. 18 doni che il padre consegnerà alla piccola Anna ad ogni compleanno fino alla maggiore età. Questa storia drammatica che parla di un amore immenso ora entrerà anche nelle sale dei cinema perché, è notizia di questi giorni, ne verrà realizzato un film. Il regista sarà Francesco Amato e le riprese potrebbero già iniziare verso la fine del 2018 per uscire nelle sale nel 2019. Era una donna straordinaria, ci disse il papà Alessio Vicenzotto, quando a novembre il comune di Spresiano aveva intitolato ad Elisa la sala al piano terra della biblioteca comunale, dove opera lo spazio mamma e lo sportello donna. Sì, l'insegnamento è sicuramente quello di non mollare mai, di credersi fino alla fine e di perseguire i propri sogni come lei ha fatto. Elisa e la sua bambina saranno dunque le protagoniste di un film che sicuramente sarà in grado di toccare il cuore di milioni di persone. Un film, ci auguriamo, in grado di sensibilizzare anche sul tema della ricerca scientifica, come ci ha detto il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Beh, io mi auguro che le istituzioni, lo Stato in primis, investa sempre più nella ricerca e poi che magari anche parte del ricavato del film venga devoluto a questo alto scopo. Ora una breve pausa pubblicitaria, poi torneremo per parlare del giorno della memoria. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, prima di parlare del giorno della memoria e delle tante celebrazioni del giorno della memoria, uno in particolare a Salgareda che vedremo fra poco. Parliamo di un'altra memoria, il nostro viaggio nella memoria che continua come ogni sabato nel ricordo della Grande Guerra, dei luoghi e dei simboli, degli oggetti anche della Grande Guerra. Stasera vediamo come alcuni degli ordigni vennero riutilizzati per gli altari, anche per i capitelli votivi. La storia ce la racconta un nostro telespettatore che ci ha chiamato, un telespettatore di Preganziol. Questi sono 3 bossoli della Prima Guerra Mondiale, qui facevano l'ultima tappa, c'era l'altare e questi 2 bossoli qua, lucidati perfettamente, diventavano 2 portafiori per l'altare. Da oggetti di morte a strumenti di fede e devozione. Così la nostra civiltà contadina ha saputo esorcizzare la devastazione della guerra con oggetti diventati utili per non dire preziosi. E questi bossoli da cannone ne sono testimonianza per una pratica comune nelle nostre case rurali. Era semplicemente ottone, ma pareva oro per un mondo che aveva dato all'Italia i propri cari e che a distanza di pochi anni avrebbe dato anche le fedi, d'oro vero in quel caso, alla patria. Bossoli che ricordavano padri, mariti, fratelli, morti nello scoppio dei relativi ordigni e che per questo diventavano oggetti da mettere sugli altari e da riempire con i fiori. Alcuni vennero lavorati, trasformandoli in vere e proprie opere d'arte, nelle mani contadine d'un tempo che sapevano lavorare il metallo con la stessa maestria della terra. Ecco perché oggetti come questi si trovano ancora nelle nostre case, tramandati dalle generazioni, anche se i giovani quasi sicuramente non sanno che quel bossolo tagliato e lavorato è un po' un pezzo della loro stessa storia. Io li conservo assieme ad altri oggetti che ricordano la Prima Guerra Mondiale, però poi anche tutti gli usi che, essendo belli, decorativi, una tinta con oro, dalla guerra
andavano solo all'altare. Questo è un segno, come posso dire, diverso da qualche altro oggetto. E per poter segnalare, allora continuate a mandarci le vostre segnalazioni sugli oggetti, ma anche i simboli, i luoghi simbolo della Grande Guerra. Noi continueremo come ogni sabato a raccontarvi questa straordinaria storia con il nostro Lucio Zanato. Adesso parliamo del 27 gennaio 1945, l'apertura dei cancelli di Auschwitz, il giorno della memoria. A Salgareda, stamane la scuola d'infanzia Anna Franca ha voluto ricordare questa triste pagina di storia con l'innocenza e i sorrisi dei bambini e con un murales realizzato da una mamma. Slowly disappear. Chiunque è felice renderà felice anche gli altri. Una frase tratta dal diario di Anna Frank che racchiude le emozioni, i sentimenti di un periodo buio della storia. A Salgareda, la scuola dell'infanzia, oggi ha inaugurato un murales realizzato da una mamma. Sotto l'immagine di sorriso di Anna Frank, i bambini di ogni razza e religione. Il suo sorriso perché ho voluto riprendere soprattutto con il suo sguardo gli occhi sorridenti dei bambini e penso che il sorriso degli occhi dei bambini siano una cosa che rappresenti la felicità in assoluto. Un'iniziativa che ha visto protagonisti piccoli della scuola dell'infanzia che hanno cantato. Non solo, ma assieme alle maestre hanno imparato il significato della pace. Pace non è solo una parola, ma dobbiamo perdonare se amici vogliamo ritornare e per farlo ci diamo la mano e insieme guardiamo lontano. Noi abbiamo raccontato soprattutto la figura positiva che c'è stata in Anna Frank e loro questo messaggio lo hanno percepito benissimo ed erano felici di aver riprodotto, di aver anche loro partecipato a questa iniziativa. Poi il lancio dei palloncini colorati liberi in cielo. Ho chiesto ai genitori di insegnare ai propri figli la convivenza pacifica, ha detto il sindaco. Io stesso sono un figlio di emigranti, sono nato in Venezuela, sono tornato qui che avevo 11 anni e non ho mai valutato se uno è di una razza bianca, nera, celeste, azzurra, non mi interessa. Mi interessa che i ragazzi stiano bene insieme. Complimenti ai bimbi, alle maestre e alle mamme. Adesso la lirica con la Traviata che da ieri sera fino a martedì di scena al Teatro Comunale di Treviso. Tutto esaurito per la prima con la coda al botteghino in cerca di qualche disdetta. Un vero e proprio evento che va a chiudere la stagione lirica del Monaco, del Teatro del Monaco, e un evento, quello di ieri sera, con oltre 10 minuti di applausi a scena aperta. Oltre 10 minuti di applausi a scena aperta hanno sancito il trionfo della Traviata di scena ieri sera al Comunale di Treviso. Note inconfondibili per un evento che ha chiuso la stagione lirica al Del Monaco, con un tutto esaurito fin sul loggione, vero colpo d'occhio che conferma la passione del pubblico trevigiano per il melodramma, o forse per Giuseppe Verdi e le sue inconfondibili composizioni. Grande interpretazione di tutto il cast, a partire dal tenore Leonardo Cortellazze fino al soprano Gilda Fiume nel difficile per estensione vocale ruolo di Violetta.
Talvolta geniali le scelte sceniche fatte su misura per il nostro comunale. Infine una menzione particolare per coro e costumi, la cui ricchezza ha dato quel tocco che ha reso davvero unica la serata, per un'opera che ha già il tutto esaurito nelle prossime repliche. Solo per ricordarvi, lo dico ad antenna, lo spazio dedicato a voi, continuate a mandarci le vostre segnalazioni che stiamo raccogliendo, redazione@antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e whatsapp e segnalare il vostro problema, il vostro disservizio nel vostro comune o nella vostra via di residenza. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Domenica in compagnia dell'alta pressione che porterà un tempo sì asciutto ma anche tante nebbie sulle nostre regioni. Diamo uno sguardo più approfondito. Sul Veneto attenzione alle frequenti riduzioni della visibilità con nebbie anche resistenti per tutto l'arco della giornata. Più spazi soleggiati sul Bellunese, non sono previste piogge degne di nota. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, minime tra 5 e 8 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui foschie, nebbie e nubi basse, specie sui settori meridionali della nostra regione, spesso resistenti per tutto l'arco della giornata. Più sole sui monti con cielo in prevalenza sereno. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, valori minimi tra 5 e 8 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà una bella domenica di sole, prevediamo solamente qualche foschia o nebbia al mattino sui settori meridionali, ma in rapido dissolvimento. Cielo sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Temperature massime tra 4 e 10 gradi, valori minimi tra -3 e 2 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli da nord-ovest. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.